Va ora in onda Grafologia con Renato Pasqualotti. Impara a conoscerti dalla tua scrittura. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, a tutti i telespettatori. Renato Pasqualotti, il grafologo, da Radio Conegliano Veneto Globe. Parlando dei pittori del Rinascimento italiano, dove precedentemente ho parlato di pittori soprattutto toscani, includendo però anche, se vogliamo, veneti, Tintoretto e Tiziano, non potevo dimenticare il nostro pittore locale, il più importante, quello che ci dà molto orgoglio nella città di Conegliano, che è appunto Giovan Battista Cima. Ho già accennato precedentemente a questo pittore, ma voglio ritornare su di lui proprio per poterlo inquadrare nel settore della pittura veneta. Giovan Battista Cima, nato nel 1460 a Conegliano, teniamo presente che Leonardo era nato nel 1452 e Michelangelo nel 1475, quindi un pittore di pieno 400, morto poi nel 1518 a Venezia. Giovan Battista Cima, figlio appunto di Pietro, che era un cimatore dei panni. La cimatura è una delle lavorazioni finali del panno, dove si taglia appunto la parte più alta del tessuto. I lanifici erano importanti nel territorio di quell'epoca. Il padre era un personaggio eminente della confraternita dei battuti, quindi aveva anche una certa disponibilità finanziaria. E per questo ha mandato il figlio, che aveva questo talento per la pittura, a Venezia. Poco si sa di Cima prima che arrivasse in territorio veneziano. Territorio veneziano dove ha avuto modo di frequentare il laboratorio, gli atelier di Montagna, pittore veneziano nato nel 1449, e poi di Alvise Vivarini, nato nel 1446. Dovette confrontarsi con la famiglia dei Bellini. Giovanni Bellini è nato nel 1430 e successivamente con Giorgione e poi ancora con Tiziano Vecellio. Inquadrare questo pittore non è abbastanza semplice, perché il periodo veneto allora era molto attivo. Venezia era la patria un po' della pittura, della cultura nordica, dell'Italia del Nord. E Giovan Battista Cima prese molto da Giovanni Bellini per quel che riguarda l'attenzione, il decoro, l'uso dei particolari nella sua pittura, ma ha cercato una strada tutta sua, tutta particolare. Dal punto di vista caratteriale, che è la cosa che mi interessa maggiormente, ho cercato di trovare in questo pittore coerenza fra il proprio carattere, il proprio temperamento, di cui veramente si sa poco, anche dal punto di vista appunto dei documenti. Gli unici documenti che sono stati ritrovati sono delle documentazioni che riguardano i suoi redditi qui locali, perché era proprietario terriero, quindi ritornava in territorio coneglianese soltanto in quelle situazioni. Ma quello che è interessante invece, che ho avuto modo di studiare, è un manoscritto del 1513. Chi ha la possibilità di vedermi lo trova appunto alle mie spalle, ma lo riprendo con un po' di attenzione. Questo manoscritto, appunto del 1513, non è altro che un contratto che Cima da Conegliano ha formulato con la confraternita di Capodistria per la fornitura di una pala d'altare. È un documento significativo perché ci dà le indicazioni esatte che io posso vedere dalla sua scrittura, che documento sicuramente autografo, in quanto è sottoscritto poi come contratto dal corniciaio dell'epoca e da un suo discepolo, i quali dichiarano appunto, sottoscrivono anch'essi per testimoniare a questo contratto con la confraternita di Capodistria.
Che cosa posso vedere io dalla scrittura, che poi vorrei riportare nel suo modo di essere pittore? Vedo una scrittura accurata, ma anche complessa nella sua struttura, perché è fatta di segni che si contorcono, di segni che ritornano su se stessi, quindi fa capire che la persona era una persona tendenzialmente introversa. Lo classificherei sicuramente tra i nervosi dal punto di vista ippocratico, proprio per questa tensione interna, per questa forma che si contorce. Lo troviamo soprattutto in alcune lettere che ora cercherò di evidenziare in modo un po' più preciso, ingrandendo determinate lettere. Noi possiamo vedere come questo piegarsi che abbiamo nelle lettere F, nelle lettere L e piegarsi che poi scende anche sotto il rigo, stiano a dimostrare, questo segno per Girolamo Moretti, il fondatore della grafologia italiana, stia a significare appunto, essendo un segno con il concavo a sinistra, un atteggiamento di diffidenza, di ritrosia. Questo atteggiamento noi sicuramente lo troviamo nel suo modo di essere. Abbiamo visto che studiando la sua pittura lui ha dipinto prevalentemente Madonne, quindi si è più che altro prodigato e ha trovato come committenti sempre chiese o confraternite. Non si è mai dedicato invece ai ritratti, cosa che troviamo invece in Bellini, ancora in Giorgione, ma soprattutto in Tiziano. Quindi vorremmo dire che è andato sul sicuro. Dobbiamo considerare che il padre era un'eminente figura della confraternita dei Battuti, quindi molto molto vicino alla Chiesa, e per questa ragione molto probabilmente lui si è dedicato a questo tipo di committenza. Ma ritornando al manoscritto del 1513, è significativo vedere come lo scrivente, quando mette nero su bianco una sua dichiarazione o un suo scritto, è portato anche da un certo tipo di atteggiamento che riguarda la sua parte emotiva, la sua parte interiore. Che cosa ho potuto notare io in questo manoscritto del 1513? Ho potuto vedere che a un certo punto, questo vi fa capire come Giovan Battista Cima fosse una persona scrupolosa. Lo scrupolo lo troviamo proprio da questo concavo a sinistra. Vi leggo appunto una parte di questo documento che mi ha fatto riflettere. La parte è questa. Dopo aver stabilito la cifra, aver pattuito la cifra di 70 ducati che poteva valere il lavoro, questa grande pala d'altare, lui per scrupolo dice questo: nel momento in cui io ho consegnato, quindi ho realizzato quest'opera, sarà compito vostro, si rivolge ad Alvise Grisoni, un rappresentante della committenza, sarà vostro scopo stimare l'opera. E dice, in questo linguaggio che era allora il linguaggio, diciamo, l'italiano, il volgare, se vogliamo, veneto, dice questo, che dopo aver stabilito in ducati 70, con questa condizione che de poi fornita dita opera, sia in libertade del soprascritto signor Alvise, per nome come di son prescritto, de far veder dita opera a persone dell'arte, che siano periti eletti per lui e per me Giovan Battista soprascritto, i quali abbiano a vedere ed estimare dita opera, e caso cula fosse stimata manco della summa soprascritto dei ducati 70, cioè l'oro e la pittura solamente in sto caso, io soprascritto si era Alvise per nome come di sopra si è obbligato a darmi tanto manco
quanto la fosse stimada. E se la sarà stimada de P della summa soprascritta, non volgo poselo a strenzer de darme più della summa soprascritta, ma se a lui parerà usar qualche gentilezza, a lui starà. Ecco, quindi qui si mostra chiaramente la sua eleganza d'animo. Lui dice: se vale meno, io rimborserò la parte che ho chiesto in più. Ma se il perito dovesse fare una valutazione superiore, io non chiedo che mi venga data la differenza, ma starà al committente tenerne conto. Ecco, è interessante vedere come in questo suo trascrivere il rigo va in ascendente. E qui ricordiamo che quando il rigo è ascendente sta a significare appunto un'aspirazione, qualcosa che eleva lo spirito, l'animo, la presunzione, se vogliamo, la spiritualità dell'individuo. E questo lo vediamo molto chiaramente. Lo vediamo chiaramente poi quando il rigo sottostante ritorna a essere un mantiene il rigo. Perché mantiene il rigo? Perché immediatamente dopo lui scrive: e prometto darli dita opera, cioè per quanto sono obbligato di sopra, per sto Nadale prossimo che a venire. Quindi lui in questo caso dichiara correttamente che la consegna dovrà avvenire per Natale come era stato predisposto. Quindi ritorna ancora con il segno mantiene il rigo, che è un segno di fermezza in cima, che ritroviamo anche nel mantenere il margine di sinistra. Quindi una persona sicuramente scrupolosa, troviamo anche dal punto di vista pittorico una persona molto attenta alla cura dei particolari, dei dettagli della propria pale d'altare. Molto spesso ha curato dimensioni molto piccole, ma molto curate nei particolari. Molto attaccato alla propria terra, per cui troviamo rappresentate figure della propria terra. Se noi andiamo a guardare certe figure, certe immagini di Madonne, troviamo proprio le persone popolane. Sembra fosse un suo autoritratto quando trascriveva o rappresentava Santo Battista, oppure il fratello rappresentando Sant'Antonio, il volto di qualche Madonna o di qualche santa era la propria moglie. E in tutto questo possiamo quindi dire che Cima da Conegliano è stato molto molto legato al territorio. Non per nulla noi troviamo rappresentate nelle sue Madonne i nostri paesaggi. In questo paesaggio troviamo soprattutto il castello di San Salvatore di Susegana, ma in altri paesaggi troviamo molto dettagliatamente una parte del Borgo Vecchio di Conegliano, nella zona dell'attuale Ponte della Madonna, fino a salire alle torri del castello. Quindi un pittore legato alle proprie tradizioni. Vorrei dirvi anche qualcosa di più, che la parte, sempre ritornando allo scritto, il manoscritto che ho avuto modo di esaminare, trovo che la parte inferiore delle lettere si sviluppa in un modo molto significativo. E volevo quasi, in modo un po' ironico, dire che qui lo vediamo proprio come delle radici che fanno capire che l'individuo era molto legato al proprio territorio, alle proprie persone, nell'ambito appunto del coneglianese. Teniamo conto che era proprietario terriero di zone importanti, lo troviamo dalle dichiarazioni che lui ha fatto del catasto, zone di cimetta, di Cimavilla, che fa pensare che appunto prendessero il nome da Cima, dalla famiglia Cima. Altra cosa simpatica, se vogliamo, nel documento che è stato il manifesto della mostra del 2010 al Palazzo Saccinelli qui a Conegliano, troviamo la pala d'altare di Vicenza del 1489, dove anziché mettere i putti e gli angeli, lui ha riportato
un vigneto, le foglie di vite. Quindi anche qui troviamo un richiamo alla propria terra. Terra di Conegliano, appunto famosa per le viti, famosa per il prosecco. Con questo io vi lascio e vi saluto, vi auguro una buona giornata. Ritornerò la prossima settimana parlandovi ancora di un pittore di questo periodo così importante come appunto il Rinascimento italiano. E ripeto ancora, buona giornata a tutti i radioascoltatori e tutti i telespettatori. Renato Pasqualotti da Radio Conegliano, Veneto Globe. Avete ascoltato Grafologia, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.